Oggi si celebra San Bonaventura. Il nome Bonaventura ha origine latina e significa buona fortuna. Nel 2014 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha stabilito il 15 luglio giornata mondiale delle competenze giovanili. Questa ricorrenza nasce con l'obiettivo di mettere in luce l'importanza strategica di dotare i giovani di competenze per l'occupazione, il lavoro dignitoso e l'imprenditorialità. L'istruzione e la formazione infatti sono tappe fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, in cui la visione in materia è riassunta dall'obiettivo di sviluppo sostenibile 4, garantire un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti. Sono molte le celebrità che hanno ammesso di digitare il proprio nome sulla barra di ricerca per leggere tutti i commenti degli utenti su di loro. Sì, anche le star sono curiose di scoprire cosa si dice di loro su Twitter. E parlando di Twitter facciamo un salto indietro al 15 luglio del 2006, quando ha fatto il suo ingresso nel mondo dei social. Ognuno può scrivere sulla propria pagina messaggi con una lunghezza massima di 140 caratteri, diventati 280 dal 2017. Il nome Twitter deriva dall'inglese to tweet, cinguettare, e richiama la forma concisa di ogni post paragonato a un cinguettio. Il social network ha recentemente cambiato nome in X. Ma come vengono ricreati i costumi sporchi nei film? Ad esempio, quando si tratta di personaggi all'interno di un bosco o di un villaggio, è necessario che sia presente della terra o semplicemente delle piccole foglie. Nel caso de Il Signore degli Anelli ogni dettaglio era studiato. Pensate che i vestiti venivano invecchiati con fumo, fango e perfino urina di pecora. E pensate che alcuni attori rifiutarono di far lavare gli abiti di scena tra un giorno e l'altro per mantenere il realismo. Buongiorno ai 12, oggi nel giorno consacrato a Marte la Luna si oppone proprio al pianeta rosso sull'asse Vergine-Pesci, dando il via ad una considerazione che può, come dicono gli americani, mandare in dismissed alcune coppie o alcune relazioni. Vediamo se ci riesce o meno, anche perché Venere è coinvolta. Ariete, questo bailam zodiacale vi riguarda poco, proprio perché voi avete già deciso dove investire e chi amare o meno, per cui lasciate agli altri i dubbi e le incertezze, i problemi e l'amarezza. Voi volete solo essere felici, travolti dalla voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria. Toro, per voi una giornata oggi molto importante, proprio perché il vostro pianeta, la bella Venere, se la deve vedere con la Luna e Marte che esigono molto. Voi deciderete di far fare al partner, vediamo se vi stupisce. Urano dice che vi stupirà notevolmente e anche in positivo. Gemelli, una giornata oggi molto interessante. Venere nei vostri gradi attaccata sia dalla Luna che da Marte, per cui oggi potete di tutto, ovvero potete dare i resti a chiunque, dire al partner quello che non vi va e anche agli effetti tirare un po' le orecchie su tutta una serie di disattenzioni. A volte quando uscite fuori stupite tutti con la vostra capacità d'attenzione a cui non sfugge un particolare, anche se normalmente sapete essere molto leggeri. Cancro, la vostra giornata oggi vede un po' questo bailam zodiacale dipanarsi a vostro favore, perché sia Marte che la Luna sono comunque a vostro favore, per cui Giove ambiziosissimo vorrà assolutamente con grande voluttà avere tutti quei sentimenti, gli amori e le relazioni che nel vostro cuore bramate un po' più per i single, mentre invece chi è in coppia se la vedrà con la centratura del Sole, che invece non vuole mollare assolutamente le certezze appena conquistate. A proposito di Sole Leone,
il segno del Sole. Ebbene, voi finalmente godete della comunicazione aperta tra Venere e Mercurio. Si parla di nuovo d'amore, si comunica con dolcezza, siete molto più morbidi, duttili e versatili e questo vi farà apprezzare da tutti. Vergine, siete uno dei protagonisti zodiacali di questa giornata, visto che Marte nei vostri gradi si oppone a quella luna un po' pretenziosa e litiga anche con Venere. Quindi cosa volete? Volete delle sicurezze dall'amore? Volete comunque delle dichiarazioni o dimostrazioni affettive? Volete dolcezza e morbidezza? E la otterrete? Dipende dal segno zodiacale della persona con cui state. Bilancia, per voi Venere se la vede brutta oggi in questo momento, infatti la vostra benemina zodiacale se la deve vedere con i pareri discordanti della Luna e con gli attacchi un po' impetuosi di Marte, quindi dovrete cercare di mediare un po' tra certi dissidi di cui voi stessi detestate occuparvi, ma purtroppo oggi sarà vostro dovere, non potrete evitare. Scorpione, una giornata oggi che vede un bellissimo trigono della Luna e un bell'assist di Marte. Questa configurazione planetaria vi aiuterà notevolmente a gestire delle situazioni affettive importanti, proprio perché siete al centro dell'attenzione di tutta una serie di pretendenti e spasimanti. Occorre quindi adesso operare una scelta importante e discernere un po' dove investire sentimentalmente. Sagittario, per voi questi pianeti sono in quadratura entrambi e Venere addirittura in opposizione, quindi oggi potrebbe essere non una bella giornata per l'amore o i sentimenti, ma probabilmente sarà uno scontro necessario per chiarire alcune realtà di relazione. Capricorno, per voi questi pianeti sono in trigono Marte e in sestile la Luna. Venere non fa operazione nei vostri confronti, per cui probabilmente troverete naturale analizzare le ragioni degli altri e anche fare un po' di filosofia, un po' un'accettazione serafica di tutte le diversità altrui con un certo distacco. Acquario, a proposito di distacco, a voi non serve mai consigliarlo proprio perché sapete mantenere la giusta distanza di sicurezza dove serve. Oggi preferirete porre la vostra attenzione ad occuparvi di cose dinamiche e materiali perché siete un po' stanchi di ascoltare i malesseri circostanti. Pesci, altro protagonista zodiacale della giornata, dato la disposizione planetaria, Marte e Venere contro. Probabilmente oggi dovrete prendere posizione, dovete comunque dare le responsabilità a delle persone che amate delle loro azioni e delle conseguenze delle parole che hanno detto, perché probabilmente, un po' perché siete stati feriti, un po' per etica, non resistete al richiamo e al dovere di fare capire agli altri dove sbagliano. Se dico Lupin, Lupin, l'incorreggibile, vi ricordo qualcosa? Le avventure di Lupin, il ladro gentiluomo più celebre della letteratura, creato dallo scrittore Maurice Leblanc, iniziano il 15 luglio del 1905 sul numero 6 della rivista Je sais tout. Il nome originario era Arsène Lupin, poi mutato in Lupin in seguito alle proteste di un politico francese omonimo del personaggio. Le storie di Lupin hanno ispirato film, manga, anime e una serie TV, diventando un fenomeno di culto. Se vostro padre è un grande cantante o vostra madre è una brava ballerina, c'è una buona possibilità che voi abbiate ereditato lo stesso talento. Ovviamente non si tratta solo di talenti, ma anche di personalità. Ed è proprio per queste situazioni che spesso diciamo "The apple doesn't fall far from the tree", o come diremmo noi in italiano, la mela non cade lontano dall'albero. Ci ricorda quanto siamo influenzati dai nostri genitori. Il matto di oggi è Max Jacob. La sua vita oscillò tra la santità e la trasgressione. Da bambino fu rapito dagli zingari e liberato alcuni anni dopo davanti a una scuola. A Montmartre fece amicizia con artisti come Picasso, Apollinaire e Modigliani, insomma 3 a caso. Nonostante la sua povertà, Max dipingeva e indossava abiti eleganti regalati dal padre sarto. Aveva il desiderio di diventare un santo e dichiarò di aver avuto una visione di Cristo. Quindi si convertì al cattolicesimo e si ritirò in un convento.
Tornò a Parigi e visse un periodo contraddistinto da comportamenti considerati criminosi, come relazioni omosessuali e l'uso di droghe e alcol. Alla fine fu arrestato dalla Gestapo come ebreo e internato in un campo di concentramento, dove morì di broncopolmonite. Ci salutiamo con la frase del giorno e come diceva Thomas Jefferson, se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. E con questo spirito di avventura e di curiosità nel fare sempre cose nuove, noi vi salutiamo e vi rimandiamo all'appuntamento di domani. Buona giornata dalla vostra Martina.